Buonasera, ai titoli con le principali notizie. Morte di Margaret, l'indagine accelera, presto i 2 medici indagati per omicidio colposo saranno sentiti dai pubblici ministeri per una tragedia evitabile. 22 rintocchi di Campana hanno dato l'ultimo saluto a Margaret. Oggi a Lentini, funerali della giovane morta durante un intervento al naso in uno studio di Roma. La sorella Manuela: vedevi il mondo in un modo diverso. A Catania peggiorano le condizioni della madre della piccola Gloria, la neonata morta dopo il parto al Garibaldi Inesima. Restano in tanti i punti oscuri che la magistratura vuole chiarire. A Palermo parla il fabbro che ha costruito il montacarichi precipitato e dice non era pericoloso. Rifiuti, Catania, la città d'Italia con il costo più alto della Tari. Intanto è stop temporaneo al conferimento degli scarti edili nella discarica di Belpasso. No al cognome dei padri violenti. Arriva in Parlamento la proposta di legge voluta dalla mamma e dai fratelli di Laura Russo, uccisa dal padre a San Giovanni La Punta. Calcio, il Catania guarda la prossima sfida con l'Avellino che ieri ha pareggiato a Benevento. Buonasera, eccoci col nostro telegiornale. Dunque saranno ascoltati presto dai pubblici ministeri 2 medici indagati per la morte di Margaret. Spada, si vuole capire, e sono anche accusati di omicidio colposo e l'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo. Annunciata anche una interrogazione parlamentare. Orazio Longo. Il dubbio atroce è che con un opportuno e immediato intervento Margaret si sarebbe potuta salvare. Insomma, una tragedia evitabile. E quanto emerge dalla relazione dell'ASL 2 di Roma sul cosiddetto percorso clinico assistenziale della 22enne di Lentini, morta il 7 novembre scorso dopo un intervento estetico al naso in uno studio medico della zona euro di Roma. Secondo l'azienda sanitaria, la giovane non sarebbe stata sottoposta a una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell'intervento del 118. Nell'atto aziendale si afferma che la notte del ricovero all'ospedale Sant'Eugenio, dove Margaret è arrivata in arresto cardiaco, la paziente ha manifestato l'insorgenza di un'aritmia totale, con i cardiologi che hanno escluso l'esistenza di una sindrome cardiaca precedente. La situazione era di fatto già compromessa, con un edema cerebrale grave e resti di cibo come se nessuno le avesse detto di non mangiare prima dell'anestesia. Nel registro degli indagati sono finiti i 2 medici titolari della struttura, che saranno presto ascoltati dai magistrati, che nel frattempo stanno sentendo anche ex pazienti dell'ambulatorio. L'ipotesi è di omicidio colposo. La procura sta verificando anche l'esistenza delle autorizzazioni necessarie in capo allo studio, che ora è sotto sequestro per quel tipo di intervento che veniva sponsorizzato sul web, dove la giovane lentinese l'aveva trovato. Previsto un nuovo sopralluogo del NAS per svolgere un inventario e verificare le strumentazioni di emergenza presenti. L'Ordine dei Medici ha annunciato l'apertura di un fascicolo nei confronti dei 2 indagati. Sul caso Margaret Spada è stata annunciata una interrogazione parlamentare per chiedere l'intervento urgente del Ministero della Salute. E sono stati 22 i rintocchi di Campana che hanno accompagnato il feretro di Margaret. Oggi a Lentini, funerali della giovane morta durante un intervento al naso in uno studio di Roma. La sorella Manuela dice: vedevi il mondo in un modo diverso. Lorena Dolci. Una ragazza molto educata, sempre puntuale a scuola, come ha detto la mia collega, una ragazza che aveva tanti sogni, siamo molto dispiaciuti. Ricorda così Margaret, la sua professoressa del liceo classico Gorgia Vittorini di Lentini. Nella chiesa di Sant'Alfio, attorno alla sua bara bianca, ci sono anche gli ex compagni di classe increduli, i suoi colleghi di lavoro della RSA, tanti giovani amici della famiglia molto conosciuta in paese, stretti in un abbraccio attorno a mamma Loredana, al papà Giuseppe e alla sorella Manuela, che hanno chiesto di rispettare il loro dolore. Le telecamere restano fuori a raccogliere ricordi commossi, come quello dell'amico e del fidanzato Salvatore. Era sconvolto da questa situazione qua. Margaret era meravigliosa. A volte eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti più fragili, ha detto don Maurizio Pizzo, che ha celebrato i funerali. Non ti ho mai sentito parlare male di qualcuno o giudicare, tu vedevi il mondo in un modo diverso, ha ricordato tra le lacrime la sorella. 22 rintocchi di campane, tanti quanti i suoi anni, accolgono l'uscita del feretro.
I messaggi di amore affidati ai palloncini bianchi, come quello di Salvo, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Dolore e rabbia per quella morte che ha infranto i sogni di una ragazza che per ritoccare la punta del naso aveva scelto fra i tanti visti sui social lo studio medico finito adesso nell'inchiesta della Procura di Roma. Indagati per omicidio colposo i 2 titolari padre e figlio che tra le tante lacune e irregolarità non sarebbero intervenuti prontamente per rianimare la ragazza. Di una non pronta e forse anche non corretta rianimazione. Sono 2 elementi, 2 dati che saranno anche quella documentazione è certamente al vaglio del collegio dei consulenti che sono stati nominati dalla Procura della Repubblica. Adesso sentiamo la testimonianza del preside del liceo che frequentava Margaret. Che i ragazzi devono capire con esattezza, con attenzione come rapportarsi con questi nuovi mezzi di comunicazione, di informazione, c'è da capire questo. No? Stavo dicendo che ci rendiamo conto che noi come scuola non siamo attrezzati per riuscire a costruire griglie critiche sull'uso di questi nuovi mezzi. No? In questo la scuola è davvero antica perché siamo attrezzati ancora con i vecchi libri di lettura, le poesie e purtroppo i ragazzi non usano più i libri per informarsi. A Catania adesso peggiorano le condizioni della madre della piccola Gloria, la neonata morta giovedì scorso dopo il parto alla Garibaldinesima. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo della piccola, numerosi punti oscuri che la magistratura vuole chiarire. Desiree Ferlito. Gloria, e questo è il nome che mamma e papà avevano scelto per la loro piccola, la neonata morta poche ore dopo il parto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Intanto si aggravano le condizioni della madre della piccola, che adesso ha la febbre alta e una situazione clinica non chiara. Sono tanti i punti oscuri che la magistratura dovrà chiarire, a partire dalla corsa al pronto soccorso della mamma di Gloria 3 giorni prima del parto con copiose perdite di sangue. La donna, alla 40ª settimana di gravidanza, ci racconta l'avvocato della famiglia, è stata rimandata a casa con il consiglio di fare una doccia calda. Ritorna in ospedale il 13, alle 6 del mattino, un giorno prima del parto. Ha delle contrazioni fortissime. La ginecologa di turno decide di fare una manovra manuale per rompere le membrane. Dopodiché viene lasciata in una barella al pronto soccorso per 8 ore. Un lungo travaglio, dolori fortissimi, 7 centimetri di dilatazione. A quel punto mi aspettavo un cesareo, ha detto il papà della piccola all'avvocata Amata che segue la famiglia. I medici, ostinandosi nella scelta di un parto naturale, estrarranno la piccola con l'aiuto di una ventosa, un attrezzo che ormai si usa con rara frequenza in sala operatoria. La piccola Gloria, apparsa subito cianotica, morirà nella culla termica nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima, prima di conoscere il mondo, prima di riabbracciare mamma e papà, intravisti solo per pochi istanti dopo il parto. Nei prossimi giorni sarà nominato un medico legale per eseguire l'autopsia, essenziale per conoscere le cause della morte della piccola Gloria. L'ospedale Garibaldi ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. Sulla tragedia sfiorata a Palermo sabato notte con un montacarichi precipitato e 4 persone ferite parla il fabbro che lo ha costruito e dice non era pericoloso. Marco Gullà. Francesco Paolo Desio è rientrato questa mattina per pochi minuti nella sua abitazione alle spalle del Teatro Massimo a Palermo. È stato lui a costruire artigianalmente il montacarichi che aveva funzioni anche da ascensore, che sabato notte è precipitato causando il ferimento di 2 donne e 2 bambine. L'uomo che vediamo in queste immagini non vuole rilasciare dichiarazioni e alla domanda cosa è successo risponde così. È successo la disgrazia. Ma si sono fatti molto male. Come stanno adesso? Bene, ma da quanto tempo? Stanno meglio i familiari che non sono in pericolo di vita, ma restano fratture e soprattutto la grande paura per quanto accaduto. Il montacarichi, realizzato al posto di una scala a chiocciola, non ha retto il peso. Certo che ero in casa, ha aggiunto il fabbro, che la notte della quasi tragedia è stato poi aiutato dai vigili del fuoco a scendere dal secondo piano dove era rimasto bloccato perché l'ascensore era fuori uso. Non mi stancherò mai di dire che non bisogna solo controllare grandi e piccoli cantieri, ha detto Piero Ceraulo, segretario File CGIL. Bisogna mettere sotto la lente di ingrandimento queste situazioni che in città sono centinaia. Sull'episodio la procura ha aperto un'inchiesta.
Catania sempre in testa per i costi della Tari, Messina la più virtuosa con un calo della tariffa del 29,8%, a Palermo differenziata ferma al 15,6%. Sentiamo Roberta Lunghi. Si conferma Catania, il capoluogo di provincia con il più alto importo in Italia della Tari, 594 euro annui, esattamente come l'anno precedente. Il rapporto 2024 dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva considera una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. Dei 10 capoluoghi dove la Tari è più alta, 7 sono al sud. In Sicilia, oltre a Catania, figura anche Trapani con 453 euro. Il calo della tariffa Tari più consistente in Sicilia è a Messina, che passa da 453 euro del 2023 a 318 di quest'anno, con un calo del 29,8%. Tutto legato alla percentuale della differenziata, che complessivamente nell'isola sale arrivando al 51,5%, comunque lontana dalla media nazionale del 65,2%. A pesare in negativo, Palermo ferma al 15,6% e Catania, dove il dato di riferimento di cittadinanza attiva del 22% è stato ampiamente superato ed è attualmente condizionato da attività di sensibilizzazione sul territorio, come conferma l'assessore Massimo Pesce. Grazie alle nuove aperture di isole ecologiche e ad una crescente sensibilità dei cittadini, la situazione migliora. Siamo a circa il 37% di raccolta differenziata, questo ci fa ben sperare per il futuro. Le città capoluogo, che quest'anno hanno avuto il maggiore aumento percentuale della Tari, in tutto 83, sono guidate da Caltanissetta con un più 24,1%. E a Catania resta sempre un nodo da sciogliere, quello legato ai rifiuti, e c'è un'amara sorpresa per chi si reca nei centri di raccolta per scaricare scarti edili. Impossibile conferire per la chiusura della piattaforma di Belpasso. Per il comune un'altra difficoltà dunque. Tonino De Mana. Che è successo? Allora bisogna tornare indietro. Siamo impossibilitati a scaricare perché dice che non si può scaricare, che ci sono le piattaforme piene del materiale. Adesso cosa? Adesso dobbiamo andare a casa e dobbiamo aspettare domani quando si libera qualcosa per poter ricominciare a lavorare. Dietro front, chi arriva al centro di raccolta di via Fratelli Cairoli per conferire materiale inerte è costretto a tornarsene a casa, portandosi indietro tutto il carico. Insomma, un viaggio a vuoto. L'isola ecologica c'è, è bella e funzionale, ma gli scarti edili non possono essere presi dal personale Gema perché la piattaforma di Belpasso, unica autorizzata dal comune di Catania, è chiusa per manutenzione, con tempi imprecisati per la riapertura. Un'altra gatta da pelare per l'assessorato all'ecologia, che sta pensando a soluzioni alternative. Uno stop che molti catanesi hanno accolto con stupore, specie dopo i messaggi del sindaco Trantino che invitava la cittadinanza ad utilizzare le isole ecologiche. Il problema riguarda tutte le isole ecologiche gestite dal comune di Catania e sono tante le segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55 005. È amareggiato Francesco, uno dei tanti a rivolgersi alla nostra redazione. Ho fatto le mail venerdì scorso, non ho avuto alcuna risposta, ho specificato nelle mail che la mia segnalazione è la segnalazione di un cittadino attivo che voleva contribuire a rendere la città più ordinata e più pulita. L'auspicato cambiamento in tema di rifiuti, al di là dei proclami, subisce un'altra battuta d'arresto. Le misure adottate dalla città metropolitana di Catania mostrerebbero gravi carenze sia nell'attuazione sia nel monitoraggio delle politiche di forestazione finanziate dall'Unione Europea. Lo dice in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea in seguito alla morte di centinaia di alberi e di un presunto spreco di 460.000 euro di fondi del PNRR proprio della città di Catania. Ci fermiamo, una breve pausa, poi ci occuperemo di una proposta di legge che potrebbe permettere il cambio di cognome di padri alle vittime di padri violenti. Via il cognome dei padri violenti, arriva in Parlamento una proposta di legge per aiutare proprio le vittime, i figli spesso. L'iniziativa legislativa parte infatti dalla richiesta specifica avanzata dalla mamma e dai fratelli di Laura Russo, uccisa dal padre a San Giovanni La Punta. Luca Ciliberti.
In memoria di Laura Russo, ammazzata a coltellate nel letto di casa dal padre Roberto il 22 agosto del 2014, l'uomo è stato condannato all'ergastolo definitivo nel 2019. In questi giorni arriva in Parlamento una proposta di legge che prende spunto dall'efferato omicidio di Sagnoni La Punta e porta la firma dell'onorevole Katia Polidori di Forza Italia. Io ho raccolto il grido di dolore di questa famiglia siciliana e l'ho trasformato in una proposta di legge che mira ad ampliare le persone che possono richiedere il cambio di cognome, quindi parenti fino al secondo grado, valida anche post mortem, questa è la novità, ed è ovviamente una legge retroattiva. L'idea è quella di recidere con il cambio di cognome anche l'ultimo filo che tiene legati ai figli quei padri assassini, un fardello che può essere avvertito come pesantissimo dagli orfani dei femminicidi e dei parenti delle vittime, come testimoniano diversi casi di cronaca. Grazie alla dottoressa Chiara Nasca, che fa parte della nostra associazione Laura Vive Me. Lei ha preparato una relazione e questa relazione è stata presentata al coordinatore del terzo settore Dario Vellini, che di conseguenza l'ha data nelle mani giuste di persone che finalmente hanno abbracciato quello che è il mio sogno, togliere quel cognome scomodo, il cognome di un assassino. Lauretta aveva appena 12 anni, quella notte infernale nel letto di casa c'era anche la sorella Marica di 14 anni che si salvò per miracolo dalla furia omicida del padre. La mamma Giovanna Zizzo in questi 10 anni si è fatta promotrice di molte iniziative contro la violenza di genere, ma i precedenti sono numerosi da nord a sud. Nel 2020 ha cambiato cognome, prendendo quello della madre, la figlia di Melania Rea e Salvatore Parolisi, condannati per l'omicidio della moglie. La Procura di Palermo ha aperto un'indagine sui contributi regionali a una serie di associazioni culturali che in 3 anni hanno incassato 418.000 euro intestati a familiari e persone vicine a Carlo Auteri, deputato regionale eletto in Fratelli d'Italia, autosospesosi e passato al gruppo misto. Ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio con il Catania e la ritrovata vittoria contro il Trapani. Eccoci al calcio, il Catania dopo aver ritrovato la vittoria con il Trapani lavora in vista del big match di Avellino. Il derby ha dato a Toscano altre chiavi di lettura a livello tattico che possono valere anche per il futuro. Marco Carli. Il pareggio fra Benevento e Avellino con i padroni di casa che chiudono sul 2-2 quasi al 90° con questa rete di Viviani accorcia la classifica in vetta, rintuzza il tentativo di fuga della capolista, un punto nelle ultime 2, e certifica, cosa risaputa peraltro, come l'Avellino che stava quasi per portare a casa la vittoria rappresenti, nonostante i 2 punti raccolti nelle ultime 3, un'ulteriore verifica ad alto livello per il Catania, che intanto guarda a se stesso e, come chiedeva Toscano, lo fa con fiducia. Il risultato, come sempre, fa tutta la differenza del mondo nei giudizi ma anche nel modo di affrontare la settimana che segue, e gli etnei dopo il derby col Trapani e in vista del match di sabato al Partenio stanno certamente meglio. La gara rossazzurra con i Granata, oltre agli attributi per cui si è complimentato Toscano con i suoi ragazzi, ha mostrato anche altro, tatticamente ad esempio con la posizione di stop da trequartista alle spalle di 2 punte, oppure un Gega che ha testimoniato di essere valido come alternativa e non solo per la difesa. Poi probabilmente il miglior match di Verna è una squadra che ha saputo di nuovo giocare in verticale. Toscano prosegue nel suo percorso consapevole che servono conferme. Abbiamo tirato fuori gli attributi che c'erano bisogno, abbiamo dimostrato la grandissima squadra che siamo, come qualità siamo una squadra fantastica, ci mancava solo qualcosa in più per portare a casa i 3 punti. Speriamo di continuare così e di essere importanti in questo campionato. Rimpianti per il Messina dopo la sconfitta 2-1 a Bari. Francesco Triolo. Passare dalle recriminazioni all'analisi il prima possibile, perché ciò che preoccupa della sconfitta del Messina a Bari contro l'Altamura è stato l'atteggiamento della squadra nel primo tempo inesistente, e solo dopo aver preso 2 berle si è svegliata grazie ai cambi dell'intervallo. Ma quello che non è andato giù al Messina sono state diverse decisioni dell'arbitro Diop. La lettura dello scontro tra Crapicas e Garofalo sul primo gol dei pugliesi, il rigore per il tocco di mano di Manetta sulla giocata involontaria di Lia, il mancato rigore concesso nel recupero dopo l'entrata scomposta di Bumbu su Ortisi. Una gara dove sicuramente potevamo fare meglio il primo tempo, ma non è stato un primo tempo regalato, perché io credo che gli episodi sono stati veramente decisivi oggi.
su chi ha commesso errori, purtroppo ha inciso molto. Secondo me la squadra oggi non meritava di perdere assolutamente. Il secondo tempo sicuramente è stato un secondo tempo arrembante dove meritavamo il pareggio. Recriminazioni però che reggono sino ad un certo punto, perché il rischio altrimenti è quello di nascondersi dietro gli alibi e non vedere la reale situazione di fatto. 2 vittorie in 15 gare di campionato, il terzultimo posto in classifica, uno scollamento con la piazza, tifosi e città ormai fin troppo evidente, e l'obiettivo salvezza così diventa sempre più in salita. Il momento è quello più delicato, con la squadra di Modica in silenzio dalla partita di Avellino, che dovrà affrontare 4 scontri diretti: Sorrento e Foggia in casa, Turris e Juventus Next Gen fuori, prima della trasferta a Potenza alla vigilia di Natale. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.